Ottimo riscontro ha avuto l'iniziativa che ha interessato la nostra città, coinvolta nella giornata di domenica scorsa. Dalle 9 alle 19 Agrigento e la Valle dei Templi hanno ospitato 600 coristi provenienti da tutta la Sicilia. L'Associazione regionale dei cori siciliani, Ars Cori, in collaborazione con il coro Magnificat di Agrigento, ha infatti organizzato e promosso nella giornata di domenica scorsa con il patrocinio dell'assessorato ai beni culturali della regione siciliana, del comune, dell'ente parco e dell'arcidiocesi di Agrigento, la rassegna regionale dei cori siciliani, giunta quest'anno alla sua 16ª edizione, nata per favorire l'incontro e lo scambio di esperienze tra le corali associate e al contempo offrire al territorio una giornata di musica e di spettacolo. L'evento, particolarmente partecipato, è iniziato con la sfilata per le vie principali di Agrigento, la via Atenea, Porta di Ponte, dei 16 cori partecipanti per un totale di oltre 600 coristi. Dalle 10 in poi i cori riuniti hanno eseguito Sacro Convivium nella scalinata della cattedrale, all'interno della quale alle ore 11:30 hanno anche animato la Santa Messa. Nel pomeriggio le 16 orchestre corali hanno partecipato alla 16ª edizione della rassegna corale dedicata alla musa del canto e alla poesia amorosa all'interno del Parco della Valle dei Templi. Si sono esibiti nei seguenti siti: Tempio di Giunone, della Concordia, di Giove e Tempio dei Duroschi, dove sono stati eseguiti brani di ogni epoca e genere. Alle 18 uno spettacolo unico e bellissimo dove le corali hanno partecipato, si sono raggruppate davanti al Tempio della Concordia e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli enti e alle istituzioni che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento e ai direttori delle corali che hanno partecipato.